Il Veneto non cambia idea perché con la nostra scelta stiamo difendendo la dignità dei malati e la sicurezza dei territori e dei cittadini dall'ennesima vergogna perpetrata da un governo che scarica qua e là malati di mente pericolosi per sé e per gli altri, così come sta facendo con gli immigrati. Il presidente Zaia reagisce con queste parole all'annuncio del Ministero di Grazia e Giustizia del commissariamento del Veneto in materia di chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e di attivazione di REMS provvisorie, le residenze per l'esecuzione della misura di sicurezza sanitaria. Strutture inadatte e improvvisate per nostra scelta in Veneto non ne faremo, continua il governatore. Le cosiddette REMS, aggiunge, sono in realtà irrealizzabili in quanto giustamente lo stesso Ministero di Grazia e Giustizia ha indicato severi parametri sia per le caratteristiche delle stanze di degenza sia per la necessità di attrezzare in maniera particolare finestre e uscite e per l'obbligo di predisporre un'adeguata recinzione e la relativa sorveglianza. Strutture così in Veneto non ce ne sono e se un futuro commissario ne indicherà una lo farà assumendosene tutte le responsabilità, continua Zaia. Anche lavorando giorno e notte, conclude, il buonsenso dice che non occorreranno meno di 2 o 3 anni per realizzare l'opera, partendo dall'indizione della gara d'appalto e seguendo tutte le regole. Fino a quel momento, malati di mente di questa tipologia, molti dei quali responsabili di gesti di grande efferatezza, in Veneto non ne arriveranno, se non per mani militari da parte di un governo che, come in altre vicende pressoché quotidiane, continua a non tenere nella benché minima considerazione i reali interessi dei cittadini e dei territori.